bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande, qui su Radio Libertà. Allora stamattina dobbiamo prendere atto che Elly Schlein non incarna una leadership politica, ma piuttosto un format, un jukebox di supercazzole progressiste, un algoritmo di amenità radical chic che vengono sfornate in serie a prescindere dal responso della realtà, perché l'intervistona della segretaria Elly al suo giornale di riferimento Repubblica, oppure ormai è il PD che è il partito di riferimento di Repubblica, ma insomma comunque in sempre tra amici siamo, è un'intervista che chiaramente prescinde dal responso del referendum voluto da Elly e co. Perché sostanzialmente dichiara vittoria e incalza addirittura il centrodestra e il governo in base, sventolando questa sconfitta radicale subita al referendum. Quindi capite che c'è un problema strutturale di rapporto con la realtà. Vediamo le perle migliori di questo algoritmo super cazzolaro. Nessun mea culpa per aver schierato il partito in modo così netto sui quesiti di Landini, facendosi dettare l'agenda da quest'ultimo, tra l'altro. Al contrario, dopo questo fine settimana l'alternativa è più vicina, grazie alla straordinaria piazza di sabato per Gaza e per i 14 milioni che sono andati a votare nonostante Premier e maggioranza invitassero a fare l'opposto. Dopo questo fine settimana l'alternativa è più vicina. L'intervista poteva finire qui e proprio perché si trovano tra amici, nell'interesse della segretaria si poteva chiamare qualcuno, un'ambulanza che nel suo stesso interesse verificasse le condizioni di salute della segretaria medesima. L'alternativa quindi è più vicina grazie alla straordinaria piazza per Gaza, che non ha unito neanche il fantomatico Campo Largo, perché i cosiddetti centristi si sono dissociati facendo lievemente notare che mancava lievemente la parolina Hamas in quella piazza. E poi c'è la matematica alternativa, che è un classico dello schleinismo, no? È un classico della casa. Lei rilancia segretaria, ma il referendum è stato un flop, è costretta a dire l'intervistatrice di Repubblica. La differenza tra noi e loro è che noi siamo contenti per i 14 milioni di elettori che hanno votato, loro per quelli che non sono andati. Vorrei far notare alla segretaria algoritmo jukebox che però quei 14 milioni, a quei 14 milioni nel caso dei quesiti sul lavoro andrebbero lievemente sottratti 2 milioni circa che hanno votato no, e quindi arrivi a 12. Nel caso della cittadinanza andrebbero sottratti 5 milioni che hanno votato no e quindi arrivi a 9. Quindi anche il giochino aritmetico completamente impolitico, completamente farlocco già di suo, per cui 14 milioni sono più dei 12 e qualcosa che votarono centrodestra alle politiche, è una supercazzola. Non so in quale matematica frequenti Elly, la matematica che conosciamo noi, che discende da Euclide, non dice questo. Ma andiamo avanti perché è istruttiva l'intervista. Pure stavolta ha vinto l'astensione. I quesiti non erano abbastanza concreti, in sintonia con i problemi veri degli italiani, la butta là l'intervistatrice, è un periodo ipotetico, è del quinto tipo. Le ragioni dell'astensione sono profonde, risalenti negli anni. E quella di oggi ci dice che la sfiducia è proprio nei confronti del voto, un fatto terribile. Sì, può capitare dopo lustri in cui coalizioni e partiti non votati in maggioranza dagli italiani, il suo PD in primis, hanno governato. Sì, lustri come dire, di dinamica politica che prescindeva dalla volontà popolare ha creato un filo di disillusione. Ma, dice Elly, perciò l'invito a disertare i seggi è grave. Meloni non ha avuto il coraggio di dire che al contrario si è nascosta dietro uno sfrenato tatticismo, dando un pessimo segnale. La politica che tifa astensione si fa male da sola. La partecipazione fa la qualità di una democrazia e via dicendo con slogan d'assemblea del liceo. Ora, anche a disfatta avvenuta,
la segretaria insiste con questa supercazzola per cui è dissennato, criminale, antidemocratico fare campagna durante un referendum per l'astensione. Alla segretaria algoritmo Formatelli ci tocca rispondere con una figura massima nel pantheon della sinistra, cioè non un bieco sovranista di oggi, ma 2016, allora presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, riferito al referendum sulle trivelle, esternava come segue: se la Costituzione prevede che la non partecipazione della maggioranza degli aventi diritto è causa di nullità, non andare a votare è un modo di esprimersi sull'inconsistenza dell'iniziativa referendaria, è un modo legittimo di esprimersi, legittimo e costituzionale. Giorgio Napolitano Elli, quando una figura, ti ricordi di quando la sinistra faceva politica, andiamo alla notte dei tempi, un modo legittimo e costituzionale di esprimersi, quindi anche basta con questa supercazzola. Proseguiamo nel dialogo. La cittadinanza è il quesito andato peggio. Che significa? E magari che siete completamente avulsi dalla concretezza della vita reale? No, i sì hanno avuto una percentuale minore rispetto ai quesiti sul lavoro, ma sono sempre stati più dei no. Sì, cioè, rivendica il fatto che hanno votato sia la cittadinanza il 65% del 30% che è andato al referendum. Siamo veramente all'interno di un universo parallelo. Continua ovviamente a prendersela col centrodestra che a suo giudizio festeggia per niente. Il fiasco sul quorum non oscura il successo della piazza per Gaza? Chiede l'intervistatrice. Sono cose diverse, le abbiamo sempre tenute distinte. Ma come le abbiamo sempre tenute distinte? Avete convocato la piazza per Gaza a mezz'ora dal referendum, l'avete chiusa con un invito ad andare a votare violando il silenzio elettorale, si aggirava a Bersani col cappellino rosso con i 5 sì e le avete tenute distinte. Io credo che Elli ci creda paradossalmente, perché appunto vive in un universo tutto suo. E quindi chiude, già che ce lo ricorda, invitando il governo a riconoscere lo Stato di Palestina, quindi al momento Hamas, diciamo. Ma io ve la consiglio, vi ho letto solo gli estratti più significativi. L'intervista di Elli di oggi su Repubblica rappresenta lo stadio fantascientifico in cui è arenata oggi la sinistra italiana. Bene così, tenetevi la segretaria algoritmo, che è la miglior garanzia della vostra sconfitta perenne. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.